Salve a tutti, salve, benvenuti a tutti, buonasera, buonasera a tutti da Reni J, in questo caso da Reni e Retro. Ci vediamo questa sera dopo tanto tempo che non facevo una live, una diretta, quasi non ci sono più abituato, diciamo così. E quindi però ho voluto ricominciare, diciamo, dopo tanto tempo, scusate che levo l'audio al cellulare, dopo tanto tempo che non facevo più queste live. Abbiamo ancora da vedere insieme, come sapete, chi mi segue lo saprà senz'altro. Un attimo solo che voglio fare una cosa, ecco, così posso ingrandire questa immagine. Ok, e questa la... no, scusate, è tutto live, è anche una diretta tra virgolette un po' improvvisata, diciamo così. Ok, allora vedo che l'audio dovrebbe arrivare abbastanza bene, quindi l'audio non c'ha problemi, il video mi inquadra abbastanza bene, quindi io direi che possiamo già cominciare a parlare un po' di questa live e di quelli che sono i miei progetti, diciamo, futuri, a partire, spero, dalla prossima settimana, quindi da domani. Chi mi segue sa che le mie passioni sono sostanzialmente di tre tipi. Sono molto legato a tutto ciò che è manga, cartoni animati e quant'altro, fumetti, videocassette, DVD, CD, doco, fumetti, manga, tutto quello che ha a che vedere con, diciamo, gli anni 80-90, i cartoni animati anche anni 70, perché ci mettiamo dentro anche i vari robot con Agai, i vari Candy Candy, Heidi, insomma tutto ciò che ha a che vedere con l'animazione, ma non solo giapponese, perché ho anche una enorme collezione completa dei classici di Walt Disney, i fumetti mensili che uscivano in edicola, quindi sono molto affezionato anche alla Disney, quindi ai fumetti americani, e un po', diciamo, un po' più in generale di fumetti e cartoni animati. E questa è la prima, il primo gruppo, e in questo caso, diciamo, tratteremo quando vedrete, diciamo, nella descrizione della diretta, parleremo solo di manga, di fumetti, eccetera. Poi Reni Retro è dedicato al mondo di retro computing, retro gaming e tutto ciò che ha a che vedere con questo, diciamo, argomento. Dentro a questo retro gaming, retro computing, Commodore, eccetera, Sinclair, oltre a questo, io avevo pensato di mettere anche la storia un po' del computer, di come si è arrivato al personal computer, quindi parlare di RAM, hard disk, schede madri, schede video, schede SCSI, schede IDE, schede serialata, USB, come è nato l'USB, perché, che cos'è una seriale, che cos'è un Universal Serial Bus, l'USB, che cos'è una parallela, che i PC non ce l'hanno più, come funzionavano le stampanti. Diciamo, io metterei nel gruppo del retro gaming, retro computing, Commodore, eccetera, anche, diciamo, tutta questa enorme fetta di informazioni che possono essere di pubblica utilità. Che cos'è un RAID, quando nacque il RAID, perché nacque un RAID, perché si parla ancora adesso, le schede madri escono con RAID, molta gente non sa neanche di che cosa stiamo parlando, che cos'è un NAS, un hard disk di rete praticamente, che cos'era un print server, che adesso è incorporato in tutte le stampanti che abbiamo dentro casa, e noi non sappiamo neanche che cos'è un print server. Prima le stampanti avevano solo o la seriale o la parallela, a seconda se erano dedicati a un mainframe o a un PC, diciamo. I print server erano quei
computer che venivano connessi a una stampante e gestivano le code di stampa, soprattutto negli uffici dove una stampante serviva più persone, quindi non erano stampanti connesse. Questo è solo un esempio di quello che possiamo dire quando parleremo di retro computing e retro gaming. E poi c'è tutta la parte di Rainy J, dei vinili, delle audiocassette, dei CD, di tutto ciò che ha a che vedere con la musica, quindi amplificatori, casse, piastre a cassette audio, i vari DAT, digital audio tape, possiamo parlare di talmente tante cose e questo io lo vorrei fare insieme a voi in un prossimo futuro, ok? Quindi vorrei fare delle dirette molto spesso perché sono molto fortunato, adesso io non vi posso inquadrare, ma qui diciamo un disordine enorme perché sto mettendo a posto i miei box. Chi mi segue su Facebook lo sa benissimo perché sto pubblicando un sacco di foto di tutti i ritrovamenti che sto facendo nelle varie soffitte, box, garage, sale hobby che sto cercando di riordinare. Siccome ho tantissimo materiale, ma tanto, allora ho detto che perché non coinvolgere gli amici nel riordino, diciamo, nel riportare a nuovo, se ci riusciamo, se ci riesco, questo materiale in modo da poi poterlo o utilizzare, vendere, se vale la pena vendere. Insomma, io ho decine e decine di PC che stanno qui per il corridoio, saranno una ventina, che voglio insieme a voi o cercare di rendere funzionanti per poi o donarli o venderli, poi vedremo, oppure fare un tear down, quindi smontarli e parlare appunto con i computer davanti di come funzionavano e delle varie parti che li componevano, insomma. Questa era l'idea principale di questo. Oggi siamo qui con questo paccone che vedete anche nella telecamerina lì nel rettangolo lì in alto. Dobbiamo aprire questo. Questo è un ritrovamento che io ho fatto in soffitta. Dentro ci sono diciamo dei testi, sono libri a cui sono molto affezionato, ok? Come vedete già è aperto, io lo tenevo così in soffitta, quindi diciamo è molto ben conservato e quindi volevo vedere insieme a voi, ovviamente scrivetemi nella chat se sentite bene, se vi piace ciò che stiamo dicendo, ciò che sto dicendo, l'argomento che stiamo trattando, se è di vostro gradimento. Allora dobbiamo andare ad aprire questa scatola e a tirare fuori piano piano ciò che contiene, ok? Detto questo, io vorrei iniziare con qualcosa che già avete visto, oggi l'ho già fotografati sul mio profilo e parlo di questi che non hanno niente a che vedere con retro computing, però volevo farveli vedere, ok? Questo è Anime al cinema dal 1917 al 1995, ok? Non so se la mia telecamera riesce a mettere bene al fuoco. Francesco Prandoni ha fatto questo volumetto che vi faccio vedere, è pieno di immagini, È un volumetto non tanto grande, io l'ho preso a Expo Cartoon mi pare, anzi sono quasi sicuro al 100% che l'ho presi a Expo Cartoon. Ecco qui parla un po' di tutti gli anime di quel tempo, dei cartoni animati. Guardate per esempio, io perché non lo voglio spaginare, ok? Questa era Sailor Moon, per poi andare, ma ci sono un po' tutti, ovviamente parecchi. Questo vabbè, questo è Kenny Guerriero, ok, questo è Kenny Guerriero, ma forse pochi di voi conosceranno questo.
preso da Akira. Questo è Akira, magari poi ne parleremo anche di Akira, che fu una pietra miliare, diciamo. Questo è il dottor Slampe Arale, eccoci qua. Comunque non mi voglio soffermare troppo su questi volumetti. Nausicaa nella Valle del Vento, mi pare di aver visto, ecco. Nausicaa nella Valle del Vento. Vabbè, quelli dell'età mia, questi i cartoni animati e gli anime contenuti in questo volumetto li conoscono tutti. Allora, e poi volevo farvi vedere il secondo volumetto che avevo fatto vedere oggi. Non vi faccio vedere che altro contiene, così vediamo piano piano. Eccolo qua, anime in TV. E qui, come vedete, c'è Heidi, c'è la Mu. E quindi questo anche è fatto illustrato, molto ben illustrato. Era un bellissimo libretto, ecco, City Hunter. Di qua c'è quasi Magia Johnny e di nuovo Kenny Guerriero, ok? I 5 samurai. C'è un po' tutto, qui dentro. Sono bellissimi. Ecco, il mistero della pietra azzurra. Io così vi faccio vedere qualcosa al volo, ecco. Evangelion. C'è un po' tutto. Qui mi è uscita la diretta. Aspettate un attimo che non so se siamo ancora in diretta. Sì. Solo che il telefonino mi fa scherzi, ok? Vabbè, e questi sono dei libretti molto molto interessanti che hanno a che vedere con, diciamo, i cartoni animati, i fumetti e chi più ne ha più ne metta. Allora, adesso andiamo a vedere il contenuto vero e proprio di questo paccone, perché questi bene o male sono usciti dopo, ce li ho aggiunti io, questi due libretti. Gli altri libri invece già ci stavano. Allora, iniziamo subito. Guardate che cosa ho trovato. Chi di voi ha questo libro? Opla, sbagliato. Così. Arnoldo Mondadori, editore. Questo è un libro che per chi ama il retro computing è un must, bisogna averlo. C'è tanto di dedica. Il mio delfino, questo me lo regalò mia moglie. Digital Retro, e qui ovviamente c'è un Apple. Ok, qui dentro c'è raffigurata la storia di un sacco di retro computing. Io questo l'ho sfogliato pochissime volte proprio perché ho paura di rovinarlo. Allora vi farò vedere, ecco, guardate, qui fa vedere, opla, guardate, Apple. Altair, guardate l'Altair, mamma mia. E vengono fatte spesso anche delle fiere con questi retrocomputer, allora io voglio vedere un attimino se riesco. Scusate un attimo, voglio vedere un attimino se riesco a fare una cosa. Qua sì. Aspettate un attimo, Scusate che voglio vedere perché non mi compaiono i messaggi e allora voglio capire perché. Cerchiamo di risolvere al volo.
Allora, vediamo, perché devo capire se sto effettivamente in live oppure no. Sì, la chat è attiva? Sì. Ok, ok, va benissimo, perfetto, quindi la chat è attiva. D'accordo, torniamo a noi. Scusate. Allora, questo è il Commodore PET. Guardate, Commodore PET, che diciamo ha fatto la storia tra virgolette, perché quello che ha fatto la storia, senza che ve lo faccio vedere tutto, questo è, per esempio questo merita, eccolo, l'Apple con i due floppy, bellissimo. Poi vi voglio far vedere, andiamo avanti, l'Atari VCS, questo mi sa che ce l'abbiamo un po' tutti, con questi due joystick. Quindi andiamo avanti, il Tandy Radio Shack che tra l'altro viene nominata spessissimo anche in Young Sheldon, eccolo qua, Radio Shack. È bellissimo questo libro, ve lo consiglio vivamente. Mondadori, si intitola Digital Retro. Non so se si trova ancora, se si trova ancora vi lascio i link in descrizione. Appena finito il video vi lascio i link nella descrizione, così lo potete trovare, perché l'Intellivision della Mattel, uno delle prime console a cui ho giocato, mi pare a poker, c'era il poker sull'Intellivision e ci giocai a poker. Poi c'era il ColecoVision, non so se qua c'è. Ci sono anche un po' di periferiche, ti fanno vedere qui l'HP85. Guardate da dove veniamo. Noi veniamo da questa realtà piena di interfacce, cavi che non finiscono mai, perché adesso con l'USB, due cavi di alimentazione, due cavi dati e passiamo la roba ad altissima velocità. Ma qui c'erano, questo è il retro del computer, quelle 4 feritoie che vedete, e quelle erano delle porte piene di cavi, è un pettine quello. Il Sinclair ZX80, perché non ne vogliamo parlare dello ZX80, cioè tutte cose che hanno fatto la storia, e quindi è bene parlarne. Ok, ci sono tante foto, e poi dopo tante foto io l'ho nominato più volte, eccolo qua, il Commodore VIC-20, che piace tanto all'amico Luca. E il Commodore VIC-20, come sapete, è stato il mio primo personal computer. Qui ho imparato a programmare, con questo ho fatto i primi passi nel Basic. Ciao Luis, benvenuto. Sto facendo vedere un po' il contenuto di una scatola, e questo stava in soffitta, Digital Retro, è un bellissimo volume che consiglio a tutti quanti. Siamo arrivati al VIC-20, io come vedete sfoglio veloce, questo è il VIC-20, eccolo, visto in tutte le sue parti, destra, sinistra, eccetera. Questa è l'introduzione. Questo è il Sinclair ZX81 con la sua bella cartuccia, e quindi andiamo avanti. Questo parla sempre dello ZX81, l'Osborne 1, poi c'è sta, vabbè, l'IBM 5150. Questo io ce l'avevo a scuola. A scuola noi lavoravamo con questo, con l'MS-DOS nel drive A, e poi il Turbo Pascal, il Lotus 1, 2 e 3 nel drive B, per poter poi lavorare. Facevo i programmi, ma anche in GW Basic. Ragazzi, piano piano impareremo a conoscerci, vi racconterò un po' di tutta la mia vita informatica, oltre che a quella di DJ e a quella di patito di cartoni animati.
guardate un po' qui chi è arrivato nel 1982, è lui il re di tutti i personal computer, ovvero il Commodore 64. Questo Commodore 64 che è stato menzionato, ne è stato parlato, ne parlano tanti colleghi, tanti amici. Quello che vi posso dire io, che io notavo di particolare di questa macchina, era l'enorme espandibilità. Cioè io con questo Commodore 64 diciamo ho fatto veramente di tutto. Prima io ovviamente come tutti penso, ciao Giusimo, Giuseppe, ciao, benvenuto. Stiamo parlando di retro computing oggi. Su questo Commodore 64 l'ho espanso all'ennesima potenza. Io lo comprai, dicevo, come tutti, con il dataset, con il joystick e ovviamente dentro la confezione c'era il trasformatore, c'era il cavo di antenna e lo attaccavo poi a un televisorino bianco e nero che poi divenne pure a colori, va bene, in seguito. Però con questo poi io ci cominciai ad attaccare e la Final Cartridge e il drive, però il drive era troppo lento. Mettiamoci il ProLogic Revolution, smontalo, aprilo, metti dentro la ROM del ProLogic e del Dolphin DOS, smonta pure il drive, metti tutto dentro al drive, attacca pure la parallela, poi comincia a metterci il multikernel, quindi oltre al Dolphin DOS c'era anche lo Speed DOS, perché poi il Dolphin DOS non era compatibile con alcune cose. Quindi poi ovviamente continuai la programmazione, mi avvicinai anche alla programmazione in linguaggio macchina di questo computer, e poi a lavorare i file sequenziali sul dischetto per fare dei database. Io ero destinato a fare database e quindi io già con questa macchina, mio padre mi chiese la prima volta di fare un programma per gestire i suoi clienti. Mio padre era rappresentante di ricambi auto, aveva la necessità di avere un archivio clienti. Io gli feci un archivio clienti, un archivio fornitori, diciamo che cominciò a metterci dentro anche diciamo, i primi componenti, e tutto quanto veniva letto dal Commodore 64, dal drive, visualizzato, ed era sempre la solita solfa di inserisci, ricerca e visualizza. A Brusaporto, lo so, ho visto tante foto su Facebook, io essendo iscritto a tutti i gruppi possibili e immaginabili del retro gaming, retro computing, che ho visto tutte le foto a Brusaporto, è come se ci fossi stato. Ho visto anche quel monitor. A proposito di Brusaporto, vi racconto appunto un aneddoto. Nel 2013 mi sembra ci fu il Geek Sunday. Io mi presentai al Geek Sunday senza aver provato niente, andai giù nel mio box, presi il Commodore 64, qualche Amiga, e presi pure un televisore che mi regalarono i miei genitori per il compleanno di 18 anni. Era un Telefunken a schermo ultra piatto e che io usavo appunto col Commodore 64. Presi il Commodore 64, il drive 1581 che c'era dentro il dischetto, ancora dentro del Geos. Ciao Mario, benvenuto. Ciao Mario, mesi dentro il Geos e il 64 si accese. Ho caricato il Geos, stava lì in visualizzazione con non trovai il mouse, l'1581 del Commodore, no, non mi ricordo la sigla del mouse. Comunque il mouse del Commodore 64 non l'ho trovato, ce l'ho 2 o 3 di mouse del Commodore 64, ma in quell'occasione non lo trovai. Misi un joystick per far vedere. Mentre veniva mostrato il Geos su questo televisore, comincia a uscire tutto fumo bianco. Mi ha ricordato questo la foto che ho visto di Brusaporto lì su Facebook, sui vari gruppi. Hanno pubblicato un monitor, un televisore che ha fatto, diciamo, la stessa fumata bianca. Io ovviamente ho spento tutto e l'ho messo sotto al tavolo, ho tirato fuori un monitor di quelli a cristallo liquido con la presa a scarto, ho attaccato la SCART e ha funzionato subito, ho potuto continuare. Questo per dire che il 64 è sopravvissuto ancora di più anche ai televisori. Il 64 non ha subito danni, niente, e quindi ho potuto continuare a far vedere il Geos
monitor, diciamo TFT a cristalli liquidi, invece che sul tubo catodico. Qui mi scrivono un po' pure. Ciao Mario, ciao Mario. Mario sta su Facebook. Mario sta su Facebook perché io sto in contemporanea sia su Facebook che su YouTube. Mi trovate come Renato De Vita su Facebook o Renato De Vita su YouTube. Su Twitch invece non ho fatto la diretta perché attualmente c'è la web radio e quindi adesso in attesa di creare un nuovo canale anche su Twitch, perché lì la web radio rimarrà H24, quella va 7 giorni su 7 con musica 80-90, quella non la fermo mai. Quindi io sono in diretta contemporaneamente, infatti vedo Mario che mi saluta da Facebook e vedo invece Giuseppe che sta su YouTube. Anzi, se volete pure condividere la diretta, così magari qualcuno che è stato a Brusaporto magari si connette qui e facciamo 4 chiacchiere insieme e vediamo qualche libro insieme. Ok? Magari chi sta su Facebook, condividetemi anche dentro Pianeta Commodore. Ok? Perché io non sono. Aspettate, forse ci provo io, Così andiamo avanti. Vediamo un po', condividi nel gruppo. Pianeta, vediamo col cellulare forse si può fare. Perché non me lo trovo? Ah no, perché questa non è una ricerca. Allora, vediamo un po', ma qui c'ho troppi gruppi. No. No, mi sa che è troppo complicato qua. Pianeta Commodore Mercatino. Ah, ecco, condividi dentro Pianeta Commodore. Ecco, mi condivido dentro Pianeta Commodore. Retro Gamer, vabbè, ci può stare. Mi condivido anche là. Vediamo un po'. Pianeta Commodore mi sono condiviso. Commodore 64 Italia, tanto c'è questo, quindi ci siamo dentro a Commodore 64. Scusate un attimo che Commodore Amiga, vediamo un po', Commodore Mania, Retro Edicola Caffè, anche perché stiamo parlando di materiale cartaceo, Commodore Amiga Italia. Ok, vediamo un po' se c'è qualche altra cosa. No, vabbè, basta, dai, tanto va bene così, tanto io non mi condivido tanto. Allora, andiamo avanti, se no facciamo tardi stanotte e non vorrei fare troppo tardi. Quindi dicevamo che il Commodore 64 è stato molto 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 espandibile. Io poi ci avevo messo il massimo numero di drive, io c'avevo il virgola 8, virgola 9, poi c'avevo la stampante all'MPS 803, sempre della Commodore. Originariamente era una 6 coscia, poi comprai pure la Commodore MPS 803 che stampava avanti e indietro, andata e ritorno il carrellino, stampava, era uno spettacolo con l'MPS 803. Poi c'aveva la doppia funzione, sia modulo continuo che foglio A4. Guardate, quell'MPS 803 della Commodore, secondo me bisogna fare una puntata a parte per quella stampante Commodore, perché al di là del plotter, e ne ho due pure io di plotterini della Commodore che hanno fatto tante altre stampanti, ce n'ho una gigantesca, 120 colonne, sempre della Commodore, imballata tra l'altro, però l'MPS 803, quello che io non ci ho fatto, ho pubblicato sempre sui miei canali anche le stampe dell'epoca delle liste dei dischi in vinile, che io, allora, la lista dei miei dischi in vinile, così come la lista dei dischetti del Commodore 64 ed anche all'inizio quelli del Commodore Amiga, tutto fatto con questa macchina qua, col Commodore 64. Io avevo oltre 7500 dischetti per Amiga, oltre, quindi più di 7500, tutti bene archiviati. Sì, Brusaporto, io mi sono fatto già i Pianeta Amiga all'epoca. Vi racconto, vede, parlando di fiere, un aneddoto ancora più che va negli anni 90. Eravamo io e un mio amico Arturo, non so se si collegherà, se mi vedrà questa diretta dopo, lo saluto tanto, Arturo. Siamo andati
a Pianeta Amiga. Perché vi racconto questo aneddoto? Perché io caricai la Panda di mia madre. Sì, io sono di Roma, sono a Roma Sud vicino Ciampino. Ehm, e quindi caricai la Panda di mia madre con le casse perché volevo far sentire la musica che veniva dai vari Amiga, perché ovviamente essendo anche un DJ in quell'epoca usavo molto Pro Tracker, quindi facevo diversi mod, all'epoca si chiamavano i moduli mod, che sono le canzoni diciamo rigenerate col Pro Tracker con il DSS8 che è il digitalizzatore audio della GVP, e io mi divertivo a fare tracce, mi portai l'amplificatore, le casse, misi sopra, poi ci mettemmo tanti televisori sopra, dentro avevamo tutti i computer, tutti gli Amiga, tutto ciò che... Io presi due tavoli lì, non uno solo, ma nell'esposizione misi due tavoli e andavo lì con lo striscione RefSoft BBS, quindi quelli che mi seguono lo sanno che io ho gestito per diversi anni, prima su Amiga 500, poi sul 1200 e poi sul 4000 la BBS, tutta con CNET Pro BBS. L'Amiga 500 ovviamente aveva la 530 Turbo che mi permetteva di caricare il Workbench. Tra l'altro io su Amiga 500 ero partito col Workbench 2.01, che era poi col 3.0 su Amiga 1200 e il 3.1 sull'Amiga 4000, perché avevo il doppio kickstart sull'Amiga 500, avevo 2 mega di chip, tra l'altro col Super Fat Agnes. Quella è un'altra amiga che io lo sto cercando perché penso, il mio 1200 l'ho trovato, quello accelerato 0.30 eccetera, anzi mi pare che era 0.40 il mio del 1200, sì, i 3 Amiga 4000 0.60, c'è un sacco di cose di cui parlare e di farvi vedere. Lì se li riaccendiamo riparte la BBS tranquillamente, va a cercare tutti i modem della Robotics che avevo online. Vabbè, andiamo avanti. Poi questo ovviamente io l'ho usato anche per i giochi, questo Commodore 64, però prettamente ho programmato e ci ho lavorato sopra dal punto di vista hardware, ci ho fatto veramente scuola di elettronica su questa macchina. Ok, andiamo avanti. Questo è il più venduto dei Sinclair, guardate, quello è quello con i tasti in gomma, quello che era ultra portatile, come vedete aveva anche esso tante periferiche, non è che era solo lui. Ovviamente io ve ne sto saltando tantissimi perché ecco, io mi presi questo qua, il ColecoVision, penso che tutti per lo stesso motivo. Questo ColecoVision c'ha avuto un bellissimo gioco che era The Smurfs, i puffi, e io per giocare ai puffi mi comprai la console ColecoVision. Pensate un po' come stavo, solo perché mi piaceva parecchio quel gioco The Smurfs, i puffi, c'era uno sprite enorme sullo schermo, una specie di Snoopy su Commodore 64, perché questo, il Vectrex, questo ce l'aveva Arturo, quell'amico mio che ho menzionato prima. Io questo non ce l'ho mai avuto, questo era tutto diciamo 3D, bello, questo andava tutto sul vettoriale, era un bel... Poi saltiamo un po' perché questi molti non sono neanche arrivati in Italia, addirittura c'è il Dragon 32, vabbè, pochissimi magari, ecco, forse quelli che sono connessi lo conoscono, però diciamo la maggior parte no. Jupiter, Compaq, pure i portatili Compaq, e vabbè, qui ritorniamo un'altra volta sulla mela, ovviamente non può mancare Apple Lisa diciamo, a un testo così bello come è fatto questo qui. Poi comincia ad andare, questo per esempio ce l'ho pure io, l'avete visto nella vetrina, nelle foto della vetrina del piccolo museo informatico. Questo è il Mattel Aquarius, io ce l'ho con tutte le periferiche, con tutto quanto, insomma, vabbè. Ovviamente ho anche questo, il Nintendo, eccolo qui. Questi cominciamo ad andare sulle console per videogiochi, NES, Nintendo Entertainment System, e qui c'è tutto quanto, questo 1984. Ho anche questo qui, Sinclair QL, l'avete visto, eccolo qua,
Questo è bellissimo, Varruba. Cristiano che sta guardando il video. Ah, ciao Cristiano, saluto tutti gli amici di Discord. Io ce l'ho Discord, però lo sto ancora configurando, quindi poi mi aprirò anche Discord e ci troveremo tutti quanti lì. Magari se vogliamo fare un canale, se già ce l'avete, invitatemi, poi vi darò il link, il mio alias su Discord, perché pure Discord lo sto utilizzando. Su Twitch ci sto da quasi un anno e ringrazio Gianfranco che non so se si collegherà, se vedrà questa diretta, perché è grazie a lui che mi sono avvicinato anche alla piattaforma Twitch. Questo parla sempre del Sinclair QL. Andiamo avanti. L'Amstrad CPC 464, anche questo ce l'ho, l'avete visto nelle foto che ho pubblicato su Facebook anni e anni fa, nel 2014, quando ho smontato la vetrina del piccolo museo informatico. Questa è tutta roba che ci stava lì esposta. IBM 5170, vabbè, poi andiamo più avanti. Ecco, per esempio, ecco l'Atari ST, eccolo qua, così ve lo faccio vedere, dai. Non riesco io con queste telecamere, ecco qua. Come vedete le foto sono molto grandi e qui ci stanno diciamo il minimo che può interessare riguardo. Eccolo qua, eccoci qua. E poi siamo arrivati a questo. Una volta arrivati a questo non ce ne starò più per nessuno. L'Amiga 500. Io guardate di Amiga posso dire tanto. La storia l'ho un po' studiata dopo, ecco qui basta, poi qui parla di qualche Amstrad CPCV e poi c'è il Siga SG1000, questo, e anche questo ce l'ho, ok? Chiudiamo il libro. Amiga. Il mio primo Amiga fu un Amiga 500, modello base, modello base. Lo portai a casa che ancora c'avevo il 64, anche perché io non ho mai venduto niente, quindi c'ho ancora il VIC-20 dell'epoca. Tra l'altro mio zio, quando lui andò avanti con i computer, mi ha lasciato il suo Commodore 64 del 1982 americano, con monitor bianco e nero, con la stampante, sempre non è originale Commodore, perché mi pare che nell'82 la Commodore ancora non l'aveva fatta la stampante per il Commodore 64, quindi c'ha la stampante originale che usava mio zio, non era Commodore, ok? Mi ha lasciato tutto, il drive, tutto quanto, e sta tutto quanto riposto in cantina. Io lo usavo in cantina, lo accendevo e funzionava quel Commodore 64 fino a una quindicina d'anni fa. Sta ancora lì, nessuno l'ha toccato, sta così come stava, tutto attaccato, in attesa che io vada a riprenderlo e faccia un video magari insieme a voi per vedere pure uno dei primi Commodore 64, perché nell'82 a me mi venne regalato il VIC-20, ma mio zio già aveva il 64, già l'avevo il Commodore 64. È stata una fortuna per me perché mi ha insegnato a programmare, i primi rudimenti della programmazione me l'ha insegnata lui, e poi mio padre si è messo vicino a me, mi ha insegnato il BASIC, comprammo fortunatamente il corso Conoscere il computer direttamente dal computer, edizioni Beatrice d'Este, e con quello ho cominciato, diciamo, un po' a muovere i primi passi, e con quello che sta anche qui dentro. Allora, vabbè, non stanno in ordine perché qui sto a tirare fuori come l'avevo messi all'epoca. Guardate che esce fuori da qua: enciclopedia dei videogiochi, trucchi per il vostro computer o la vostra console. Best seller, best seller. Questo costava 15.900 lire, ragazzi, 15.900 lire. Allora, che cosa conteneva questo? Allora, chi non aveva i giochi Core-Trainer, non ero io avevo tutti i giochi Core-Trainer super craccati, cioè, poi vedremo pure quest'altro lato di Renato. Allora, io avevo i giochi già craccati, già trainati, già con le vite infinite, già con premi F1 per continuare, e passavi di livello premendo l'F1, insomma
erano già smanacciati, chiamiamoli così, i giochi. Però i giochi originali per 64, per qualunque piattaforma, uscivano con dei codici e sono stati inseriti tutti in questo libro. Vedete? C'è scritto One Man C64 e ci stanno tutte le parole chiave, oppure addirittura ci stanno le poche. Guardate, questo era per Commodore 64, poche. Voi dovevate bloccare con una di quelle cartucce, anche esempio il tasto reset, tanto molto spesso il tasto reset faceva un soft reset, no un hard reset, quindi diciamo che il programma in linguaggio macchina rimaneva caricato. A proposito di stampanti Commodore, l'Olivetti ne produceva una su commissione Commodore con il brand Commodore, e infatti ce l'ho, la MPS 1550, e mi pare che era quella che è 120 colonne, non mi ricordavo il numerino. Sì, mi sembra che era quella. Grande Mario, confermami se quella è una 120 colonne e ti dico che io quella lì ce l'ho imballata, proprio quella che faceva la Olivetti italiana, una marca italiana che faceva periferiche. Vabbè che in Italia già per Amiga, per Commodore 64 abbiamo fatto di tutto in Italia, guardate che siamo stati fortissimi negli anni 80-90 a livello di computer, non ci batteva nessuno, anche noi avevamo gente fortissima. Io non voglio nominare anche i gruppi che solo sono diventati famosi anche solo per aver craccato una marea di giochi, non ultimo l'ICS, Italian Cracking Service, oppure altri gruppi usciti anche dopo che si dedicavano alla demoscene, l'AGI, l'Amiga Gruppo Italiano, l'Amiga Gruppo Italia. Quindi voglio dire, in Italia non siamo stati da meno dell'estero per quanto riguarda sia hardware che software, siamo stati fortissimi anche in Italia, e infatti uscivano anche dei bei libri, anche se questo alla buona e meglio è stato preso dalla versione inglese e tradotto. Però diciamo, già che facciamo uscire dei libri del genere, Kung Fu Master della US Gold, ve lo ricordate? Se non vi ricordate vi faccio la musichetta, che favola Kung Fu Master. E qua ci stanno tutti i codici, basta scrivere questo: per avere vite infinite caricate il gioco, resettate e scrivete poche 34.142,128 SIS 32768 e invio, e ripartiva il gioco con le vite infinite. Poi che ne so, ve ne dico un altro, International Karate Plus della System 3, Amiga Atari ST. Per diventare invulnerabili iniziare la partita, fatevi buttare al tappeto, premete la barra spaziatrice e il pulsante di fuoco e preparati a far fuori gli avversari come se fossero moscerini. Ok, per C64, se volete giocare con i colori di K+, caricate il gioco, resettate e scrivete queste poche 7154,015, poche 7159,015, poche, e finito di scrivere questo vi ripartiva il gioco completamente diverso. Vediamo se c'è Impossible Mission della Epix. Capirai, questa è un'epopea per craccare Impossible Mission, ci tocca scrivere tutte queste poche. Va bene, questo è un altro libro che era un must per chi videogiocava, veramente un must. Non so quanti siete a seguirmi, ma io mi sto veramente divertendo insieme a voi a vedere questi testi. Allora, questo è stato un best seller, l'enciclopedia dei videogiochi. Andiamo a vedere che anno era. Ovviamente il gruppo editoriale Jackson, alla quale io scrissi anche diversi programmi. Mi ricordo che uno lo pubblicarono pure, ma non so su quale rivista, diciamo che la Jackson faceva una marea di libri. Guardate che vi tiro fuori, va. Guardate da questa scatola cosa esce. Commodore 64, la grafica e il suono,
E qui parliamo del SID. Come fare le scritte con i caratteri tastiera che aveva il Commodore 64, guardate il programma. Ma io mi ero fatto col Commodore 64, non so se qualcuno di voi ha avuto i dischetti che quando facevano la directory, load $,8 spazio invio list, compariva la lista dei giochi sopra tutti i PRG e poi come file sec tutti da 0 blocchi compariva ref soft and games, contact me for best games, tutto scritto con dei caratteri tipo questi. Avevo fatto un programmone che mi andava a scrivere la BAM era la directory dei dischetti del Commodore 64. Forse chi è veterano, chi ci ha lavorato tanto, conosce questi termini. Io andavo a scrivere la BAM come se fosse un programma ASCII, ci scrivevo quello che mi pareva, potevo pure cambiare i nomi ai programmi, il numero di blocchi. Dentro alla BAM io ci potevo scrivere quello che mi pareva, avevo fatto un programma perché potevo accedere direttamente, la BAM stava scritta nella traccia 18 del drive 1541 e senza perdere, attenzione, perché se uno va a riscrivere la BAM poi va a finire che non si caricano più i file, invece no, senza perdere i link fisici ai blocchi, ai file, io potevo andare a riscrivere la BAM come mi pareva, ok? E mi divertivo a farci tutte queste scritte fatte proprio con i caratteri tastiera, e me le ero fatti io proprio con i data, cioè proprio come hanno fatto qua, data, vedete? E io me l'ho scritto qua, invece che A, B, C, D, tutto quanto, me l'ho scritto for best games and software, please call me on, bla bla bla. E quindi mi divertivo così, insomma. E quindi poi ci scambiavamo con gli amici, però quelli che io davo in giro avevano la mia firma dentro la directory del disco, ok? Poi erano ovviamente copiabili tranquillamente con Double Image. Chi si ricorda Double Image cos'era? Okidata, può essere. Chi si ricorda Double Image cos'era? Scrivetelo nei commenti. Tra un po' se no ve lo dico io, Questo è la grafica e il suono del Commodore 64, voglio vedere di che anno è. Sempre ovviamente Jackson Libri, gruppo editoriale Jackson. Copyright 1984. Bellissimo anche questo, Commodore 64, la grafica e il suono. Come vedete io poi questo gioco lo uso per prendere un po' in giro da Zone, quello della International Soccer. Quindi Double Image, ve lo dico, non vedo che nessuno l'ha scritto nella chat, quindi ve lo dico cos'era. Double Image è stato uno dei primi copiatori di 35 tracce full disk, diciamo, quindi col Double Image, senza la 1764, quindi l'espansione di memoria per Commodore 64, in 3 passaggi copiavi un dischetto intero, e Double Image è stato uno dei primi che copiava a disco intero e non a file, grandissimo. Poi hanno fatto il 15 secondi copy che con la 1764 e diciamo lo Speed DOS o il ProLogic Revolution in 15 secondi copiava un disco intero, ovviamente senza verifica, con la verifica ce ne volevano 20. Queste sono cose che vengono dalla mia infanzia, veramente. Andiamo avanti a tirare fuori roba da questo scatolone. Commodore 128, sempre gruppo editoriale Jackson, ok? Rita Bonelli, Commodore 128, oltre il manuale, ok? Oltre il manuale. Guardate che bello che qui ci sono anche i diagrammi di flusso, cominciano a essersi i primi flow chart, i primi diagrammi di flusso che poi andavano fatti, perché altrimenti finché il programma è semplice uno lo segue, ma quando il programma comincia a essere complesso il diagramma di flusso ti aiuta parecchio, vedete? Questo insegna il basic avanzato del Commodore 128 rispetto a quello del Commodore 64.
come vedete qui c'è l'uso del comando sprite. Il Commodore 64 non aveva il comando sprite, a meno che poi uno non caricava i basic avanzati, e allora c'era, per esempio, io ho usato tantissimo il Simon Basic. Non so se ve lo ricordate, se volete scrivere nella chat se vi ricordate il Simon Basic, quanto l'ho usato io. Cioè era veramente veramente un aiuto non indifferente il Simon Basic. E questo è un libro, diciamo, non c'è illustrazioni, questo è tutto scritto e c'è qualche flowchart, c'è i richiami, vedete i richiami delle memorie, ok, in esadecimale, vedete la ROM Basic stava tra 16.384 in decimale e 45.055, 4.000-AFFF c'è la ROM Basic. Questo me lo ricordo sul 128. Io di 128 ce n'ho, mi pare, due con la tastiera e l'1571 a parte, e ce n'ho uno desktop che ha la stessa forma quasi dell'Amiga 1000. È bellissimo il Commodore 128 desktop, e quello l'ho usato non tantissimo, purtroppo, perché già avevo il Commodore 64 super potenziato. Quindi ci rimasi male però quando scoprì che la 1764 non era utilizzabile come vera e propria espansione di memoria, ma era più un disco virtuale. Però rimasi molto contento, visto che io sono stato un grande utilizzatore di GEOS, Graphic Environment Operating System, ovvero il sistema operativo a finestre per il Commodore 64. Con quella 1764 e il 1581 il GEOS era una freccia, era meglio di Windows 3.1, porca la miseria, una cosa spettacolare quel GEOS. Magari possiamo dire che c'era solo 8 più 8 colori, diciamo 8 colori principali e gli altri 8 quelli puntinati, insomma, quindi stiamo parlando di quasi 16 colori, 8 più 8 colori, però diciamo che ci ho lavorato tanto, GeoFright, soprattutto GeoWrite e GeoCalc usavo tantissimo. GeoWrite era una specie di Word e c'era un sacco di font, e ho scritto un sacco di tesine, anche per la scuola superiore, ho fatto lo scientifico, quindi ho scritto tante tesine con GeoWrite. GeoCalc, facevo le stesse cose con GeoCalc che facevo a scuola con il Lotus 1, 2, 3, quindi GeoCalc era potentissimo come foglio di calcolo. GeoPaint io non so disegnare, io lo usavo soltanto con qualche effetto, tipo l'ha fatto vedere anche Luca col Koala Pad, c'era l'effetto mirror, ce l'aveva anche GeoPaint, l'effetto mirror, c'era qualche effetto, allora uno si poteva fare un disegno astratto da poter usare come sfondo, come cosa. Comunque pure il GEOS, io tra l'altro ho un centinaio e passa di dischetti pieni di roba del GEOS, ma non sono appunti miei, ci sono anche delle cose uscite ufficialmente per GEOS, ci stanno un centinaio di dischetti che, se li trovo, volentieri li vediamo insieme. Andiamo avanti. Qui stanno tutti mischiati purtroppo, vabbè, ce li vediamo tutti mischiati, dai. Qui c'è questo. Questa per me è stata, diciamo, come un must, diciamo. Questa è la guida della McGraw-Hill, come vedete è molto usato questo libro, al linguaggio C. Qui tutti quanti abbiamo iniziato, diciamo, chi programma in tanti linguaggi, questa è la base, e il linguaggio C è da dove provengono tutti quanti. Se uno conosce il C, poi imparare tutti gli altri, diciamo, diventa quasi una sciocchezza, e quindi questo è un manuale, vediamo un po' in che anno è stato stampato questo. Questo è stato stampato 1994, il linguaggio C, e ovviamente dopo il C anche sui vari PC, ovunque si è cominciato a sviluppare questo. Opla, che ci stanno ancora dei programmi che facevo, aspettate un attimo, cadono dei foglietti da dentro a sti libri. Do while last key, num uguale programmini, forse per qualche compito in classe, guardate un po', guardate che esce da dentro a sti libri,
ciclo while, ciclo... Ma dimmi te che cosa non esce da sti libri, può darsi che ci stanno degli appunti pure. Infatti qua c'è qualcosa. Programma linguaggio C, introduzione al C. Sì, guardate, io ho trovato questi fogli che stavano dentro a questo libro, sono dei fogli aggiuntivi, qualche appunto che prendevo io. Comunque tenuto anche questo molto molto bene. E stavo dicendo si è arrivati al C++. Questo è il linguaggio C++, un'altra Bibbia, diciamo così, è l'evoluzione del C, vediamo come è. Originato dal C, potente linguaggio di programmazione strutturata, il C++ ne amplifica e migliora le caratteristiche. Questa guida si rivolge agli appassionati della programmazione in C++ e approfondisce gli aspetti peculiari dei più diffusi sistemi operativi e dei compilatori. Questo è sempre McGraw-Hill ed è ovviamente va a pari passo con questo. C e C++. Una volta che uno conosce questo, conosce il Clipper, conosce il Basic, conosce tutto quello che viene dopo, Arex, Rex e tutto quello che viene dopo. Andiamo avanti. Guardate pure qua che altro c'è. I segreti del 1541. Ragazzi, scritto in italiano, non so manuali stranieri. Guardate che spettacolo. Memory write, qui c'è scritto tutto, perché allora, diciamo un'altra cosa. Il drive, questo qua, l'1541 ed anche il 2, eccetera, cioè il drive esterno per Commodore 64 non era un drive, diciamo, passivo, cioè soltanto che eseguiva i dati, i comandi che venivano impartiti dal Commodore 64. Assolutamente. Questo dentro c'ha una scheda madre, con una CPU sua. Il 64 gli passava le richieste e qui venivano elaborate. È per questo che siamo stati in grado di fare il ProLogic Revolution, diciamo di andare a lavorare tramite hardware, tramite delle ROM, sostituire delle ROM ad andare a leggere fino a 41 tracce su un dischetto da 35. Cioè siamo riusciti a fare delle cose con questo drive proprio perché lui stesso è un altro computer dentro, ok? Quindi c'ha una memoria, c'ha l'ingresso, l'uscita, non so come dirvelo semplicemente, ma c'ha tutti, vedete, questo è pieno di numeri, tutte istruzioni e tutti gli accessi ai vari processori, alle varie locazioni, i segreti dell'1541, vedi, come accedere al DOS, i comandi memory, vedete, memory read, memory write, cioè, e io proprio tra l'altro vedete, io c'avevo il programma che mi andava a leggere i blocchi in esadecimale, me li leggeva così. C'avevo i programmi che mi andavano a leggere dentro i singoli blocchi e ci potevo scrivere quello che mi pareva. Era così che io avevo fatto la BAM. Ecco come me l'ero scordato. Il programmino mio andava proprio così, perché compariva di qua, vedete che qua compare in esadecimale delle scritte concepibili e di là in esadecimale. Io andavo a scrivere lì la BAM, cioè la directory, ok? Quindi questo è stato un manuale veramente importantissimo. Questo pure c'ha un sacco. 1984 anche questo, 1984 originale dell'epoca, ok? Andiamo avanti perché si sta facendo tardi, vediamo che altro c'è qua. McGraw-Hill sempre, guida al Commodore 64, sempre in italiano, c'ho pure un sacco di manuali inglesi io, non è che ve lo nascondo. Poi magari domani che è arrivato in soffitta a sistemare
ne porto giù qualcuno se vi è piaciuta questa live. Ecco, McGraw-Hill, guida al Commodore 64, ovviamente tradotto dall'inglese. Il Commodore 64 è uno dei più diffusi home computer. Più diffusi in che anno? Aspetta, già era uno dei più diffusi. 83, 80, questo è uscito nell'84, la prima edizione. Tra l'altro questa è una prima edizione, prima edizione maggio 84 c'è scritto. Non riesce a mettere a fuoco. Videocamera qui c'è scritto Full HD de su de giù, mi devo comprare qualcosa di meglio. Comunque vabbè. Caratterizzato da ottime prestazioni e da una grande praticità d'uso. Per poterne però sfruttare appieno le possibilità è importante approfondire le proprie conoscenze, in particolare sul BASIC, sulla grafica e sulla gestione delle periferiche. Certo, questi hanno scritto pure nero su rosso. Comunque, grande guida al Commodore 64 della McGraw-Hill. Non so quanta gente mi sta guardando ancora, Si è piantato? No? Ditemi un po' se si è piantato il video, perché a me sul cellulare si è piantato il video. Aspettate che chiudo e riapro il cellulare. Uè, ciao Francesco Terranova, non sto suonando, giuro non sto suonando. Andiamo avanti, ecco. Questo è un altro Pascal e Turbo Pascal, me li sono studiati tutti e due. Pascal e Turbo Pascal. Tra l'altro il Pascal era un bellissimo linguaggio di programmazione con cui durante il servizio militare ho fatto un programmone, quello era in Turbo Pascal, però no, quello era in Clipper. Ho studiato, io calcolo me li sono studiati tutti, il Pascal, Turbo Pascal, Clipper, DB2. DB2 è il linguaggio di programmazione per accedere ai database. Tra l'altro in Clipper io scrissi un programmone che tramite un 486 accedeva ai dati che stavano dentro al mainframe, all'IBM 3270. Cioè neanche a noi le cose facili non ci piacciono e quindi ci complichiamo la vita. Quindi con un programma scritto su un 486 andavo a leggere i dati che stavano sul mainframe, tutto scritto in Clipper, ok? Quindi si andava a popolare un database che era in DB2 effettivamente, andava a popolare questo database con i dati che stavano sul mainframe e contemporaneamente dovevo elaborare questi dati. Vabbè, tutte cose che ho fatto durante il servizio militare. Invece Pascal e Turbo Pascal no, li studiai per la scuola. Pascal e Turbo Pascal li studiammo in quarto e quinto liceo. E andavano per la maggiore. Pascal e Turbo Pascal sono stati, diciamo, il Turbo Pascal è l'evoluzione del Pascal, però un bellissimo linguaggio di programmazione, guardate. Ma questa è tutta storia, ragazzi, questa è tutta storia che quelli che un po' vecchietti come me se la ricorderanno. Questo anche fu un bellissimo libro, Questo tratta più genericamente i calcolatori elettronici, perché diciamo che il computer, personal computer eccetera, in Italia veniva chiamato elaboratore o calcolatore elettronico, ok? Poi dopo cominciamo ad utilizzare più genericamente il termine di computer, personal computer, PC, ma se voi cominciate a pensare, come abbiamo visto da quel libro là, c'era il Commodore 64, c'era l'Apple, c'era l'Amiga, c'era l'Atari, no, l'Atari... sì, l'Atari aveva fatto pure il 1084S, non mi stavo sbagliando, il computer proprio con i tasti. Mi ricordo che ci giocava a Submarine là, al simulatore del sottomarino con quel computer lì. E quindi ce n'erano tanti, ognuno aveva un nome diverso, computer era troppo generico, quindi erano chiamati calcolatori elettronici. Questo è un tomo che non finisce mai perché parla in generale di come funzionavano tutti gli elaboratori elettronici. Qua dentro c'è scritto come funzionavano e come funzionano ancora tutti, perché alla fine, andando a stringere al di là dei Windows, del mouse, del puntatore, dietro c'è sempre questo.
ogni computer lavora sempre con 0 e 1, ogni hard disk lavora sempre con 0 e 1, quindi la base è quello che dice dentro a questo libro che è questo è già degli anni 90, te lo dico io, questo stiamo 93, questo è del 93, c'ha quasi 10 anni di più, però qui si cominciavano a sviluppare in Italia i personal computer non solo per giocare, perché diciamoci la verità, il Commodore 64 ci ha avuto tutto quel successo proprio perché ci si poteva giocare. C'è stata una grande fetta di appassionati che se l'è comprata come me per imparare, per programmare, ma anche l'Amiga, mettevi il dischetto e partiva da solo, non dovevi più manco premere shift run stop per caricare dal dataset, oppure io avevo la cartuccia, quindi premevo F5, o con lo speed DOS, pure stessa cosa, premevo F5 e caricava il primo programma dal dischetto. Non era, cioè, quello era facilissimo caricare i giochi, ma non bisogna pensare che quelle erano macchine solo per i giochi, Andiamo avanti, che qui guardate che ho trovato. Questo è un opuscolo pubblicitario originale dell'epoca. Guardiamolo insieme, va. Che io ho conservato tutto, guardate. C'è un Commodore per me? Guardate come era fatto bene. C'è un Commodore per te, chiunque tu sia. Non lo voglio rovinare, qui la carta comincia, salto un po'. Mamma mia! Vabbè, questo è il Commodore 64, ma qui c'è Battle Cass. Quanto ci ho giocato a Battle Cass! Bellissimo. E poi c'è pure Colossus Cass 2000, che poi fecero pure il 2100. Guarda, veramente, veramente, poi a scacchi a me piaceva parecchio giocare, me l'ha insegnato mio padre, quindi qui già c'è l'Amiga 500 con i ragazzi e con la sua bella grafica che facevano vedere già sui videogiochi. Ma questo che era? Amiga 500, qui continua. Ah, l'Amiga 500 per disegnare. Amiga 500 per disegnare. Amiga 500 per suonare. Qui vedi che suonano. Io usavo il Pro Tracker, comunque, vabbè, col DSS8. Non so se vi sta interessando. Amiga 500 per te che in casa ti chiami Fellini. Ah, per fare le titolazioni. Ah, allora ti chiami Fellini. Allora pure con l'Amiga e con il Genlock e con tanti altri accorgimenti io utilizzavo Scala Multimedia 400 per fare le titolazioni, ovviamente ai filmini delle vacanze, ai filmini così, insomma, e con l'Amiga e Scala Multimedia si facevano belle cose. Non ho mai saputo usare Image cioè Image FX per le immagini statiche, sì, ho usato Image FX, ma il programma 3D per Amiga non l'ho mai saputo usare, e mi dispiace perché con Amiga hanno fatto Babylon 5, tutte quelle astronavi che volano in Babylon 5 sono state renderizzate con Amiga. Qui parla di Amiga 2000. Questa è l'Amiga 2000, già è desktop. Amiga 1000, 2000, 3000 e 4000, tutti desktop erano. Amiga 2000. Io ho pure l'Amiga 3000 Unix, questo è il PC10, il PC40, sempre della Commodore. Quindi la Commodore non è che si era lasciata dietro e non voleva i computer con MS-DOS. PC60, questo è il PC60, vedete, il Commodore PC60, che c'era pure un altro, no? Per te che hai deciso di avere in azienda solo il meglio,
Senza compromessi abbiamo realizzato il PC60, un gioiello tecnologico affidabile e dalle prestazioni innegabili, grazie al quale Commodore in Germania è diventato il numero uno nelle vendite di PC. Le più importanti aziende hanno scelto Commodore come fornitore principale. Anche tu, per la tua azienda, scegli il PC60 perché è efficiente, sicuro e con rapporto prezzo-prestazioni che solo Commodore può offrirti, che trovi in ogni prodotto, dagli home computer ai software ai sistemi professionali. Il PC60, e poi qua ci sono, guardate un po', tutti la lista dei rivenditori Commodore. Allora andiamo a vedere a Roma, va. Torino, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Veneto, provincia di Torino, Como, Brescia, Milano, Bergamo, giriamo. Firenze, Napoli, Umbria, Caserta, Pisa, come Roma dove sta? Firenze, provincia di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena, Umbria. Ah no, ma qua stanno in ordine alfabetico. No, stanno di qua. Ma questi sono centri di assistenza autorizzati. In Lazio c'era Computer Service, Technicomp, ovviamente, e Electrotel. Erano i 3 centri di assistenza autorizzati. Forse sono scordato il Lazio perché c'è la Liguria. Volevo vedere se c'era, qua non lo trovo proprio. Torino, Novara, provincia di Novara, La Spezia, Roma 00100, via della Consulta 50. Questo è un Commodore Computer Center. A Roma stava a via della Consulta 50. Si chiamava Cenfor, però strano che qua non compare. Questi sono i centri di vendita autorizzati. Forse sta più dietro, mi sono sbagliato io. Commodore Point, non ci mancano pagine qua, però parte da Lombardia, quindi scusate, è tutto in diretta. No, non c'è, parte da Lombardia. Boh. Vabbè. Comunque questo è un altro volumetto. Non penso che in tanti ce l'abbiano. Ok? Stiamo facendo 4 chiacchiere, Non è che stiamo facendo chissà che. Lo ripongo un'altra volta nella sua bella copertina. Andiamo avanti. Andiamo avanti a vedere. Ecco. Questa è un'altra cosa molto molto importante. Che cos'è questo? Pesa 1 tonnellata. Gruppo editoriale Jackson. Gruppo editoriale Jackson. Questa è la Bibbia di tutti i sistemisti. Ok? Linux proviene da qua, da Unix. Unix è, chiamiamolo, sistema operativo. Sì. È venuto molto prima di Windows, di Windows 95, di Windows 98. È un sistema operativo, diciamo, che ricorda l'MS-DOS perché all'inizio non aveva un'interfaccia grafica. Scrivere sulla tastiera, scrivere i comandi sulla tastiera. Ok? Chi conosce molto bene questo non ha nessun problema a prendere un qualsiasi Ubuntu di oggi, non far partire l'interfaccia grafica, mettersi lì davanti soltanto alla bash, al prompt, al cursore che lampeggia, e scrivere a manetta tutta una configurazione di un computer, andando a caricare tutti i driver giusti, tutto quanto, tutto a manetta. Ovviamente non c'è nessuno matto, pazzo che lo fa adesso, perché adesso partono in automatico, si installano i driver da internet direttamente,
senza farci più diventare matti con gli RQ e con tutto quant'altro bisognava configurare in un file di configurazione per far funzionare Unix. Però Unix, una volta che l'avevi configurato, non si bloccava mai, non c'aveva un registro di configurazione, perché c'aveva i file che li facevamo noi utenti, i file che servivano per far funzionare questo. Questo è un sistema leggerissimo, perché se non ti serviva più una periferica, tu eliminavi la directory, la eliminavi dal file di configurazione e non c'era più. Windows si mantiene tutto quanto dentro il registro di configurazione. Questo è la Bibbia di, la base del sistemista, di colui che lavora con i sistemi operativi, siano essi server, siano essi client. Client sono quelli che usiamo noi in casa con tutti i PC. I sistemi operativi server sono quelli a cui accedono più PC, e quindi hanno bisogno pure di una gestione di utenza, gestione delle sicurezze, eccetera. Unix gestiva tutto, sicurezze, utenti, tutto quanto. Gestiva tutto, un sistema operativo in ambiente, chiamiamolo così, in ambiente testuale, molto 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 sicuro ed affidabile, blindato, blindato. E questa è la Bibbia di tutti i sistemi operativi. Detto ciò, guardate qua che ho trovato, questo è Linux. Boh, stanno dei CD qua dentro, mamma mia. CD. Stavo parlando di Linux e guarda che esce fuori. Ah, Linux. Boh. 5 dischetti di Linux. Questo è il disco 5. Ma sono 5. Sì, qua sono 2. Ah, pure 6. 6 so. Linux disco 6. Ammazza, ma questo di quando è? Versione 3.1. Ma che Linux è? Questo è vecchio come me questo. 1995-96, quindi questo è del 96. 6 CD7. Infatti questi sono 6. 2 di qua, 2 di qua, 2 di là. Mortangoli Eris. Questo è uno dei primi Linux allora che è uscito, 6 CD7. Uno dei primi Linux. Guardate un po', 6 CD sono. E questo lo devo mettere insieme a questi CD qua, a cui io sono molto affezionato. Questi ve l'ho già fatti vedere, gli Aminet 7. Ok, questi ce l'ho tutti. E ci aggiungo anche questo. Chassure. Amiga Aminet 7. Andiamo avanti, va che è quasi finito, non c'è quasi più niente. Vediamo dentro questo. Oh, introduzione a Unix. Questa è una versione facilitata. Questa io la utilizzavo, me l'ero stampato da un altro libro. Introduzione a Unix con i comandi base, quelli più usati. Ok, quelli per fare le ricerche nei file, per avere delle directory, quelle per insomma i comandi base, come si utilizzava l'editor di testo, perché l'editor di testo di Unix è tutto particolare, non pensate che tipo Notepad o queste cose qua, è tutto particolare l'editor di testo di Unix, e chi ci ha lavorato lo sa benissimo. La shell, C-shell, vedete qui c'è proprio, è diciamo un riassunto di quel librone che abbiamo visto là, le variabili d'ambiente. Quindi qui c'è proprio, ci sono proprio i comandi base per stampare, per, vedete, i comandi per stampare. Guardate che Unix è un bellissimo sistema. Adesso diciamo è tutto in ambiente grafico, è tutto col mouse. Ecco, RM per rinominare i file, no, per eliminare, remove file. RM serve per eliminare. Mamma mia, chmod per cambiare i permessi sul file, cp per copiarli,
ragazzi, che ricordi, un po' faccio fatica, però basta dare un'occhiata e ti ritorna tutta alla mente, tutte cose di kill per cancellare un processo, mamma mia. Sì, un po' di malinconia e nostalgia mi viene. Allora, vediamo qua che c'è. Eh, allora, siamo abituati a Windows 10, sta uscendo a ottobre Windows 11, anzi mi sa che esce, è già uscito, siamo lì, Windows 11, Windows 10, poi prima c'era Windows 8.1, poi c'è stato Windows 7, Windows Vista, andando indietro Windows XP, poi ci fu Windows 2000, poi Windows Millennium 98, 95 e MS-DOS, però non ne ho nominato uno. Windows NT Workstation non viene annoverato tra i sistemi operativi quelli da casa. Windows NT Workstation deriva direttamente da Windows 2000 Server. Ok? Che cos'è Windows NT Workstation? Windows NT Workstation non aveva le funzionalità aggiuntive per l'USB, all'epoca l'USB era appena uscita, però io ho delle workstation dell'HP, delle Kayak che uscivano con Windows NT Workstation installato sopra, perché da Windows NT Server eredita la stabilità. Chi aveva bisogno di fare lavori lunghi, lavori pesanti, si affidava soltanto a delle macchine che erano chiamate workstation, costavano un sacco di soldi, affidabili dal punto di vista hardware e solide dal punto di vista software. Con Windows NT 4 Workstation esiste pure il 3.5 Workstation e server, Windows 3.5 server e Windows Workstation, però questo diciamo fu diciamo, il sistema operativo più stabile, il primo sistema operativo stabile prima di Windows 2000 della Microsoft dopo Windows 95-98 e uscì praticamente col Millennium con, diciamo tra il 98 e il Millennium era dedicato diciamo ai PC di casa, infatti non funzionava in tubo Windows Millennium e tutti quanti tornavano indietro al 98 SE. Ricordo che la 98 SE aveva il supporto nativo anche per l'USB, anche Windows 95C cioè aveva le funzionalità aggiuntive USB ma funzionava in tubo, quindi il 98 SE Second Edition gestiva benissimo tutte le periferiche, ci eravamo già lasciati alle spalle tutti i dischi scasi. Questo gestiva benissimo i dischi scasi, questo gestiva benissimo le schede video fatte per le workstation che uscivano con questo sistema operativo. Infatti qui vediamo che questo è un altro volume dove ti insegna ad utilizzare Windows NT Workstation e Windows 95. Ok, ci sono tutti e due i sistemi operativi spiegati, eccole qua, Windows NT Workstation e Windows 95. Qui dentro vi ho celato, proprio perché aspettavo di vedere questa cosa, c'è un dischetto Microsoft, vedi, questo è Windows XP Home Edition originale, come vedete questo è tutto prismatico, guardate che anima dei CD che faceva la Microsoft. Questo è Windows XP Home Edition tutto prismatico ed è la prima versione, quella senza service pack, chissà perché l'avevo messa qua dentro, boh. Vabbè, comunque pure Windows XP. Siamo arrivati addirittura d'arrivo, amici, gli ultimi due. Ah no, nascosto sotto c'era un libricino, il manabile, il dizionario dei videogiochi. Ragazzi, chi ce l'ha il dizionario dei videogiochi? Questo veramente mi sa che non ce l'ha nessuno, devo andare a cercare se ce l'ha qualcuno, perché mi sa che non ce l'ha nessuno il dizionario dei videogiochi. Piccolo, questa è la mano, guardate, piccolo, piccolo, il dizionario dei chi è? Poteva mancare, io ho aperto così a caso il Pong, vediamo. Pitfall, scusate, no, così
Pitfall. Io non mi ci trovo proprio con questa telecamera, Io poi faccio tutto in diretta perché mi diverto. Operation Wolf. Ovviamente qui le immagini sono tutte bianche e nero, però sto coso c'ho l'età mia, costava 10.000 lire. Costava 10.000 lire. 1993. Eppure questa è una prima stampa. Novembre 93, prima stampa. Giochi di labirinto. International Soccer. Si legge, sì, dai. Anche se non mette a fuoco sta telecamera, si legge International Soccer. Ne parlavamo prima. Iperspazio. IntelliVoice. Oh! Mi sono ricordato come si chiamava. No, l'IntelliVoice era per l'Intellivision. Come si chiamava? Io ho un'interfaccia voice per Commodore 64 che oltre a sfruttare, diciamo, il SID per farlo parlare, riusciva rozzamente a capire anche dei messaggi vocali che gli venivano impartiti. Ovviamente erano 2 o 3 i messaggi che volevi impartire, più che altro serviva per imparare la pronuncia sentendola da questo, però non si chiamava IntelliVoice. Lo devo trovare, sto scatolotto starà in garage dentro a qualche scatola, dentro a qualche scatolone, lo dobbiamo vedere insieme sto scatolotto, perché quello faceva veramente parlare bene il Commodore 64. Queste sono cose che vedete solo sul canale di Reni J, ma chi ce l'ha tutte queste cose? Cioè, sono cose che oramai sono state buttate, non lo so. Girus, veramente uno dei miei giochi preferiti. Na na na, na 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 na, na 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 na. Musica bellissima. La versione per Commodore 64 era spettacolare di questo gioco, Girus, era uguale identica a quella della sala giochi. Ghostbusters! Firefox. Pac-Man! Guardate, io vi sto facendo vedere un po' così perché abbiamo praticamente finito, devo tirare fuori gli ultimi 2 libretti, ma volevo vedere se c'era andata Death Wish, Defender of the Crown, ti è Defender of the Crown, Delphin Software, Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, non ricordo. Vediamo qui se c'è l'immagine. Donkey Kong ve l'ho fatto vedere. Disc Escape from the Dragon, Dragon's Lair, Time Warp. Questo è Dragon's Lair. Immagine in bianco e nero che la mia videocamera non riesce a mettere a fuoco, ma si vede benissimo il drago disegnato da Don Bluth. Troppo forte, cioè Dragon's Lair. Dragon's Lair Space Ace. Comunque sto facendo, ragazzi, un tuffo nel mio passato che non c'ha uguali. Questo ne ha parlato Luca. Eccolo qua. Joystick. Ho visto un disegno ma mi sa molto perso. No. Ah, Larry, ve lo ricordate Larry? Mamma mia, le sure Larry Sweet là. Come si chiamava? Della serie Le sure Sweet Larry, come ho detto io, prodotto dalla Sierra. È un Playboy, ma poi vi ricordate?
Ragazzi, stiamo facendo un tuffo nel passato, nessuno scrive niente però, eh. Cioè, nessuno mi dice se vi ho annoiato, se vi è piaciuta la diretta così, se si può continuare. Cioè, io ho tanta roba da farvi vedere, eh. Il tagliaerbe, il tagliaerbe. E questo è il dizionario dei videogame. Va bene, si è fatto tardissimo, sono le 22:48, eh. Ah, per vedere che siamo in diretta, oggi è 3/10/2021. 3 ottobre ragazzi, 3 ottobre. Vabbè, questo, questi non servono a niente, sempre roba oramai retro, perché stiamo a parlare del 97. Il bello che io Excel 97, 98, 2000, 2005, 6000, 9000, ma sempre così funziona, eh. Cioè Excel quello è un foglio di calcolo, è un'evoluzione di Lotus 1, 2, 3, quindi che devi fare di più? E Front Page invece è stato pure abbandonato. So, sì, c'è ancora la versione, però non fa parte più dei pacchetti standard. Front Page non era male pure, serviva per fare i siti web, ma adesso ci stanno dei sistemi molto più facili, più user friendly di sto Front Page. Peccato perché Front Page non era neanche tanto male, eh. A parte che io ho programmato sempre in ASP e in HTML, quindi mi facevo da solo. Cioè, però certo Front Page per chi non sapeva l'HTML, per chi non sapeva programmare, ma io mi generavo l'HTML dall'ASP, quindi figuriamoci un po'. Sono tutte cose che magari dovrei parlare con gente, programmatori o appassionati veramente dell'argomento perché mi capiscano appieno quello che io dico. E sono tutte cose che io ho vissuto appieno, non lo nascondo, anzi lo voglio, lo voglio condividere con voi questo periodo della mia vita, tra l'altro anche molto lungo. Io ho fatto questo, diciamo, quasi fino al 2014, anche se poi con Morena Computer ero diventato un riparatore di computer e niente di più, e quindi non mi divertivo più. Anche quello è stato un motivo per il quale io ho chiuso il negozio di computer, perché io volevo imparare sempre cose nuove. Invece con un negozio di computer ti portavano i computer dell'anteguerra, volevano far andare più veloci. Mi sentivo chiuso nell'ambiente riparazione, cosa che non era quello che io facevo in Ericsson, ero sistemista senior. Lì, a parte che c'era un ricambio continuo sia dell'hardware che del software, il mio, diciamo, stare in Ericsson mi ha portato a conoscere un ambiente di lavoro come era ESOE. ESOE significava Ericsson Standard Office Environment, era un ambiente client server totalmente chiuso, blindato all'interno anche di internet. Questo ambiente venne utilizzato anche in un'altra società dove io facevo assistenza, che era la Emerson, e lui usavano il CPC, Emerson Corporate Professional Client, che era sempre basato su un'architettura client server blindata, chiusa, e si poteva far passare anche con i tunneling dentro la rete internet. Quindi diciamo con tanto di chiavette, Racom per fare l'accesso. Prima si faceva via modem, poi i modem sono stati dismessi in favore degli ADSL, delle connessioni, diciamo, che non necessitavano più di chiamata, perché con l'arrivo delle connessioni H24 ovviamente non c'era più bisogno di chiamare un modem, e quindi l'autenticazione doveva essere fatta in un altro modo, tutto quanto, remote chassis service, quello venne implementato. Tutte cose che hanno fatto parte della mia vita, e che, se fa piacere, se vedo che il canale cresce, se vedo che c'è interesse, a me non lo faccio per soldi, lo faccio più per una passione che ho dentro, e che prima che mi scordo tutto, perché quando uno comincia a avere una certa età poi si comincia a scordare tutto, volevo condividere con voi e con magari qualcuno che verrà dopo, che vorrà sapere, diciamo, tante cose, da dove sono venute, tanti termini e tante tecnologie, tanti software, da dove sono venuti. Quello mi piacerebbe condividere.
Allora, le prossime dirette che ho in mente di fare riguardano anche un altro aspetto sempre di Renato, che sono io, ho tanti aspetti. Come sapete, oramai è chiaro, sono collezionista, colleziono audiocassette, videocassette, CD, DVD, chi più ne ha più ne metta. Ho collezionato qui dietro, vedete questa busta verde con questa altra roba sopra? La vedremo, questa è una collezione che vedremo insieme nella prossima diretta. Poi vi faccio vedere solo una bustina, ecco qua. Questa è una bustina di etichette che le voglio andare a vedere con voi e a spiegare con voi che cosa andavano ad indicare quelle etichette che noi ci sono ancora attaccate su ogni computer. Queste etichette che molto spesso sono anche metalliche, le case ci perdono tempo a farle. Avevo anche le mie di etichette quadratine da mettere sui computer sia portatili che fissi. La Intel, qui per esempio sul mio PC c'è scritto Intel Core 2 Duo, anche se dentro qui adesso c'è un i5, però il case era di un Core 2 Duo Intel. Quindi voglio dire, abbiamo carni al fuoco, ce n'è tanta. Non voglio però poi andare a fare delle dirette eterne, delle dirette di 3, 4, 5 ore, perché magari poi la gente si stufa di seguirti. E allora vediamo la prossima volta di vedere insieme questa mia collezione e poi vedremo quest'altra e poi andiamo avanti e vedremo quello che succede. Io adesso mi rimetto a posto questi libri che torneranno in soffitta, perché ovviamente non c'è più un motivo momentaneamente di usarli, perché se davvero verrà richiesta la mia presenza in una fiera, in una dimostrazione, perché no? Io posso tranquillamente prendere questo scatolone così come lo porterò su in soffitta e portarlo. Queste non hanno bisogno di recap, di, di- di essere, diciamo, revisionate. Questi sono libri che sono tenuti benissimo e altrettanto bene continueranno ad essere tenuti. Vedete, sono perfetti. Quindi se vogliamo fare, diciamo, un qualcosa, una mostra o parlare magari anche in maniera più approfondita degli argomenti che ho trattato in questa diretta di un'ora e mezza, un'ora e 40, si può fare, non c'è problema, lo vado a riprendere, però purtroppo in casa uno non è che può tenere tutto. Quindi va bene, detto questo non mi rimane che fare un po' di pubblicità. Allora, per chi è rimasto fino adesso, tanto voi potete anche staccarvi, chi lo vedrà dopo a questo punto può interrompere se non interessa. Allora, io gestisco dei siti internet che sono dedicati alla vendita di prodotti che trovate su Amazon. Il primo a cui tengo di più è classe74.it, che è un po' il principale, da lì potete partire per andare anche su tutti gli altri. Dopo classe74.it c'è starwarsstore.it, andatelo a visitare perché per gli appassionati della galassia lontana lontana è un bel sito fatto bene, me l'hanno detto diverse persone, vale la pena visitarlo. starwarsstore.it. È un po' abbandonato, l'ultima volta che ci ho messo mano è stata all'inizio di agosto, quindi o ai primi di settembre, non mi ricordo, ma però mi pare ad agosto. Lo aggiornerò domani, dopodomani, perché vanno fatti degli aggiornamenti. Andatelo a vedere perché è molto interessante. Poi c'è legolando.it che contiene, diciamo, i link a quelli che io ritengo i migliori set di Lego. Poi ovviamente Amazon cambia una continuazione tutti i link e bisogna stargli dietro, quindi anche legolando.it è da andare a visitare. Il quarto, ma non meno importante, è Renny J Store. Renny J Store è dedicato alla musica e a tutto ciò che ci gira intorno, quindi intorno giradischi, casse passive, casse attive, amplificatori, CDJ, mixer, mobiletti per metterci i vari componenti dello stereo, insomma tutto ciò che è necessario per fare una diretta, diciamo, mixata da DJ, le console,
le console stand alone, le console col PC, c'è tanto materiale. renijstore.it, andatelo a visitare. E poi la mia passione per i vinili l'ho messa tutta quanta dentro un gruppo di Facebook che è il mondo del vinile, quindi www.facebook.com/il mondo del vinile. Se siete patiti come me di vinili, fateci un salto. Quello anche è abbandonato perché ho avuto altre cose da fare, ma diciamo dalla prossima settimana, quindi da domani sicuramente, comincerò a rimettere le mani su tutti questi progetti. Ok? Continuate a seguirmi sui miei canali YouTube, ne ho aperto uno nuovo che si chiama Reni J, dove troverete solo compilation. Canale YouTube Reni J, ovviamente c'è il simbolino del quello che vedete lì sopra, Reni J, quello è uno slip mat che ho disegnato io. Cercate Reni J con quel simbolino, iscrivetevi al canale e anche al mio canale attuale Renato De Vita, iscrivetevi e mettete la campanella, così quando andrò in diretta magari potrete seguirmi. Ok? Detto questo, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi di essere stati con me. È stata una bella serata, mi sono divertito a raccontarvi un po' quello che è stata un po' la mia infanzia dal punto di vista, ecco, all'inizio proprio abbiamo parlato dal punto di vista fumettistico e cartunistico, e poi ci siamo dedicati al retro computing. Poi riprenderemo in mano anche la parte musicale. Ok? Detto questo, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima diretta. Grazie mille di essere stati con me fino a quest'ora e alla prossima. Ciao a tutti.